Concluso con successo il campionato regionale veneto di salto ostacoli. Lo scorso weekend gli impianti del Soma Campania Equestrian Center hanno ospitato le competizioni delle diverse categorie, moltissimi gli iscritti. Sono stati circa 390 gli iscritti, di cui partecipanti al campionato ben 370. Preciso che in questo campionato è riservato solo ai cavalli, perché per quanto riguarda i pony si svolgerà la settimana prossima il Pony Master Show delle 3 discipline e quindi riservato ai pony. Anche questo campionato conferma la crescita dei numeri che abbiamo, quindi il passaggio da quelle che sono le patenti ludiche, diciamo così, all'attività preagonistica e agonistica in senso stretto. Quindi un Veneto che gode di buona salute e ci auguriamo che possa continuare in questo modo. Le Manche sono state messe a dura prova dal maltempo che sta caratterizzando la nostra regione in queste settimane. Una bomba d'acqua infatti si è abbattuta nel primo giorno di gare, allagando letteralmente i campi, resi prontamente praticabili solo grazie all'attivazione del complesso sistema di pompe di cui dispone il centro equestre. L'impianto della famiglia Canteri si dimostra sempre all'altezza anche in situazioni complesse, grazie a continui investimenti per tutelare la sicurezza di cavalli e atleti. Venerdì circa in mezz'ora è venuto giù 12 centimetri di acqua. Abbiamo perso un paio d'ore, già alle 10 abbiamo fatto partire il primo cavallo ed era tutto asciutto. Così, tra sole e pioggia, la tenuta dei campi è stata impeccabile. I bei percorsi disegnati dal direttore di campo Davide Gallo con la collaborazione di Kurt Schweigel hanno fatto il resto per rendere avvincente il campionato. Vincitrice della categoria assoluto secondo grado Laura Lorenzetti su Karakoram. Alle spalle Jessica Cirabisi, medaglia d'argento, e Francesco Rossetto, bronzo. È una bella emozione che devo ancora del tutto digerire. Anche perché insomma sono diversi anni che faccio questo campionato e avevo già collezionato delle medaglie, però quella d'oro non ancora, quindi è una forte emozione, una bella soddisfazione. Sono partita venerdì nella categoria caccia con un percorso abbastanza veloce, poi ieri un bellissimo percorso netto e oggi ci siamo confermate di nuovo con altri 2 percorsi netti. Sono molto contenta della mia cavalla. Nel criterium di secondo grado vittoria di Marco Coana su Zeppelin. Rachele Zampini invece ha trionfato nell'assoluto di primo grado, mentre il vincitore del campionato istruttori è stato Christian Andreis. In gara anche le categorie riservate ai giovani cavalli di 4, 5 e 6 anni, un progetto estremamente importante per il Comitato Regionale Veneto. Soddisfatta la presidente di giuria, venuta dalla Sardegna per coordinare le valutazioni delle gare. Contemporaneamente, una veneta ha presieduto il collegio giudicante dei campionati di salto ostacoli del Comitato Sardo a Oristano, un curioso e proficuo gemellaggio. Per me sicuramente è stato un onore essere chiamata qua per cercare di accompagnare in questa gara importante. E sono molto contenta che una mia collega, Carla Teatini, sia invece andata nella mia terra. Ho lavorato molto bene con il collegio giudicante, il direttore di campo, i proprietari di casa, tutto impeccabile, non posso veramente che fare il mio applauso per loro. Credo che proprio il segreto di questo sviluppo che il Veneto registra è proprio perché nel rispetto massimo delle idee, delle posizioni diverse, dei pensieri diversi, c'è una grande sensibilità del mondo equestre per la condivisione dei temi comuni, ossia tutte quelle esigenze che trovano le risposte concrete in una strategia organizzativa e programmatica che ovviamente va a soddisfare queste esigenze. Ecco dov'è il segreto per poter fare gruppo, fare squadra e quindi in questo modo superare tutte le difficoltà.